A 5 secoli dalla sua costruzione, sul bastione Castelnuovo, tratto dalle mura di Padova che fu fortezza della città, ora si può camminare. Un cammino di ronda emozionante, sia che ci si sporga verso l'interno, con la vista sulla chiesa di Ognissanti, che verso l'esterno, con il piovego e lo spettacolo delle mura che finalmente stanno rinascendo poco per volta. Qui tra via Horus e via Fistomba, vicino alla Stanga, sono quasi pronti 300 metri di passeggiata sopra quel monumento della città che sono i suoi 11 chilometri di mura. Ed è il primo camminamento realizzato a Padova. Finalmente si cominciano a realizzare quelle infrastrutture di percorribilità lungo le mura, alla base delle mura o sopra le mura, come in questo caso dove è possibile, che rendono finalmente fruibile una struttura che prima si poteva solo guardare da lontano, e invece le mura proprio devono essere toccate, devono essere percorse per comprenderne la complessità e il valore. L'apertura al pubblico tra circa un mese per questo spazio che si trova tra il Portello e San Massimo. Sarà anche illuminato. Qui l'investimento è stato di 1.200.000 euro, ma è di 8 milioni e mezzo in tutto il valore dei lavori in corso in altri luoghi delle mura padovane del Cinquecento, finanziati da Governo, Fondazione Cariparo e Comune. Il bastione Castelnuovo sarà un luogo da vivere per i padovani. Come oggi frequentiamo le mura andando al parco, in alcuni parchi, oppure per chi utilizza le acque, ecco, questo spazio potrà essere anche percorso a piedi e quindi anche da questa altezza poter apprezzare quello che è uno dei nostri elementi storici più importanti e più caratteristici.